Questo programma è offerto da Ha sconvolto non poco la prematura scomparsa di Simone Rispoli, calciatore del Reno Sant'Alberto, il quale ha deciso di togliersi la vita al Parco Mendes di Ravenna. A soli 38 anni è deceduto un ragazzo semplice dal cuore grande come una casa. Lo adoravano tutti dalle sue parti, correva dietro a quel pallone commovente di divertire il pubblico che era spettatore delle sue giocate, le tante che hanno caratterizzato la sua carriera, con l'apice in quei di Ravenna, con tanto di contorno, con la maglia del Cesenatico, pupillo del presidente Matteo Bagnolini e figlio adottivo dell'allora DS Giorgio Screpis, che ad ogni sua punizione era pronto ad esultare perché il pallone nel 90% dei casi finiva in fondo alla rete. Classe immensa, classe da vendere, fuori dal rettangolo di gioco si faceva notare per la sua simpatia, per la sua voglia di sdrammatizzare, dimenticandosi anche dei propri problemi che in passato e forse nel presente l'hanno portato via alla vita reale. Pacato nei modi dal cuore d'oro, come lo ricordano i suoi compagni di squadra del Reno, ma in campo era un combattente sanguigno, inarrestabile. Gli amici avevano notato da tempo un cambiamento d'umore. Con un'infanzia difficile alle spalle, Simone Rispoli era cresciuto con i nonni, diventati la sua guida, e quando circa 10 giorni fa era venuta a mancare la nonna, qualcosa in lui deve essere scattato. Nello spogliatoio i compagni si erano resi conto che avesse accusato duramente il colpo, ma nessuno poteva immaginare un finale così tragico. Lascia compagni e figlio di 2 anni e mezzo, e un'unica cosa certa: una notte di inizio febbraio, 38 anni compiuti da poco, si trova in compagnia di Smith e Wilson, senza essere né l'uno né l'altro, e soltanto Simone Rispoli, un uomo forse in preda ai pensieri più grandi di lui e troppo cupi per essere sopportabili. La scelta che fa è una di quelle da cui indietro non si torna. È al suo pubblico che purtroppo Simo non ha lasciato scelta. Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti alla 22esima puntata di stagione di Calcio di Rigore. Come sempre vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione. Do la buona serata alla nostra Valentina Violini. Buonasera a tutti, volevo salutare anche il nostro Matteo Zampini, curatore della pagina Facebook, e ricordarvi il nostro numero SMS WhatsApp 333 6094 299. Ebbene, passiamo subito a presentare gli ospiti di questa serata. Ritroviamo alla nostra sinistra, sempre con piacere, l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. E lui è il primo ospite di questa serata, dopo di te Giacomo, lo abbracciamo con piacere, la prima volta nei nostri studi, il portiere del Nuova Feta Calcio, Emanuele Semprini. Buonasera a tutti, grazie. Lui invece è un amico di Calcio di Rigore, lo riabbracciamo sempre con piacere, Elia Foschi, difensore del San Pietro in Vincoli. Ciao, buonasera. Prima volta, correggimi se sbaglio, per Giovanni Alcerati, DS, Ronco e Delwise. Giusto. Ciao Giovanni, allora questa esperienza a Ronco come sta andando innanzitutto? Sta andando ultimamente, direi bene, veniamo da 7 risultati utili che sono in linea comunque con quello che la squadra ha da dare, perché sono un gruppo di ragazzi fantastici. Veniamo dalla vittoria di San Piero, che è un campo difficile, anche se San Pierana adesso viene da un momento un po' così, ma comunque ha vinto la Coppa di Girone, è in semifinale di Coppa Emilia, quindi con col 25% statistico di possibilità di salire, e quindi è sempre difficile andare a vincere a San Piero. Un bellissimo impianto, uno dei più belli in assoluto della categoria, una società sana che fa calcio da tanti anni, abituata all'eccellenza più che alla promozione, e quindi una bella vittoria. Vediamo cosa ci aspetta nelle prossime domeniche. E lì vicino a te c'è il nostro Giovanni che è felice per la vittoria. Tu invece, il San Pietro in Vincoli gioca bene anche ieri, eppure uscite sconfitti per l'ennesima volta. Sì, ieri è ancora peggio delle altre partite, dato che sì. il primo tempo eravamo in vantaggio, poi ci siamo fatti recuperare proprio alla fine, al 42esimo mi sembra. Dopo il secondo tempo... Tra l'altro l'unico tiro in porta che hanno fatto nel primo tempo. Sì. Il primo tempo proprio abbiamo dominato, diciamo, poteva finire 3-0. Poi dopo, il secondo tempo, siamo entrati un po' impauriti, secondo me ci siamo abbassati molto e loro hanno preso il sopravvento sulla partita. Hanno fatto un gol e poi dopo abbiamo provato l'arrembaggio finale ma non ci siamo riusciti.
Emanuele, invece il Nova Feltria purtroppo ieri una partita raggiunta al 95esimo su rigore. Qualcuno ha sperato nella tribuna che compiesse il secondo miracolo dopo aver parato il rigore alla prima giornata con le Colonnella. Purtroppo non è riuscito. Non è andata così, è stata una partita brutta da vedere, da giocare, abbiamo fatto una prestazione abbastanza di basso livello e purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. E tra poco ne parleremo, che andiamo a vedere proprio il servizio relativo alla partita di Nova Feltria. Giacomo, allora, ti ho tenuto per ultimo perché tra poco commenteremo anche la copertina che abbiamo fatto questa sera. Renzo, prima di presentare, se mi fai un'inquadratura sui bambini qui davanti, perché poi avranno un ruolo particolare, loro sono i nostri 2 amici, Leonardo e Saro. Puoi far vedere quel pallone della Serie A? Lo so che sei innamorato di quel pallone. Nuova Feltria gioca con quel pallone della Serie A, Valentina, quindi lui ci tiene in particolar modo, vedendo anche i grandi campioni che giocano per l'appunto nella Juventus e nel Milan, e quindi figurati quando li vede a Nuova Feltria, va bene, Juventus, va bene, non dico più Milan, va bene. Ok, abbiamo capito la tua fede qual è. Giacomo, nascono Juventini purtroppo. No, nascono, sono anche marchiati, perché vedo il capello che ha un taglio un po' particolare, bisogna cambiarlo subito. No, piano piano ci arriviamo. Allora, andiamo a vedere risultati e classifiche per quanto riguarda l'eccellenza, iniziamo proprio dal torneo d'eccellenza. Prego Valentina. Real Lazzaro Argentana 0-1, Cervia Castrocaro 0-1, Corticella Faenza 1-2, Alfonsine Granamica 0-2, Marignanese Massa Lombarda 2-1, Fiaricione Russi 1-0, Diegaro San Pietro 2-1, Classe Sampa Imola 2-0, Progresso Savignanese 1-2. Andiamo a vedere sempre con l'ausilio del nostro Stefano Papini alias Papen la classifica. Prego Valentina. Abbiamo in testa 46 punti la Savignanese, il Classe 44, Alfonsine 41, Granamica 40, Castrocaro 39, Fioricione 37, Corticella 36, Diegaro 35, Argentana 34, Massa Lombarda 32, Marignanese 30, Faenza 27, Russi Cervia 26, Progresso 24, Sampa Imola 22, San Pietro Vincoli 17, Real San Lazzaro 1. Sì, sono arrivati un po' di messaggi. Ti è arrivata una chiamata il martedì, il mercoledì per dirti appunto guarda chiamiamo te per dirti che non si giocherà la partita tra Bellaria e Reno in virtù anche di quello che è successo a Simone. Un piccolo commento anche da parte tua. Sì, sono rimasto sbigottito perché quando ho ricevuto questa chiamata pensavo, cioè non volevo realizzare veramente quello che avevo sentito. Mi sembrava tutto strano, tutto assurdo, invece purtroppo era così e c'è stato questo tragico fatto e mi sono proprio stretto con le condoglianze sia alla società Reno sia soprattutto alla famiglia di Rispoli e mi sono attivato in quello che potevo per cercare di rinviare come giustamente è stato fatto. Ebbene, abbracciamo anche noi ovviamente tutti i familiari, una notizia che ci ha sconvolto e non poco, questo lo possiamo dire. Allora, prima abbiamo visto la classifica letta da te, ritorniamo in studio adesso Stefano, perché io direi di partire con i primi servizi inerenti al torneo d'eccellenza, ne abbiamo ben 3 questa sera. Allora, partiamo con la prima partita. Andiamo a vedere la sintesi da Diegaro contro San Pietro. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Diegaro e San Pietro in vincoli e la sfida tra 2 squadre apparse in un periodo di forma poco brillante. Gli ospiti devono cercare punti di salvezza, mentre il Diegaro spera di collarsi stabilmente in zona playoff. La partita offre ottime trame di bel gioco come quella che si vede in avvio quando da una rimessa laterale nasce lo scambio tra Casadio, Felli e Giannelli che porta gol. Quest'ultimo gol di rapina che sorprende letteralmente la difesa di casa che pare traumatizzata. Succede di tutto infatti 3 minuti più tardi quando Felli, servito in area di rigore, si disturba col compagno di squadra concludendo all'atto. San Pietro che acquisisce sempre più fiducia, Gaiani prova a piazzare il pallone del bis, nulla da fare. Diegaro che si rianima dal corner alla prima e unica occasione dei primi 45 minuti di gioco va in gol con Bertani che raccoglie la sfera e la scarica in fondo alla rete. San Pietro che non subisce il colpo, anzi reca il colpo con questa staffilata di Giannelli che si stampa sul legno superiore della porta con leggera deviazione, forse di Foiera. Nella ripresa esce da campo la formazione ospite, il Diegaro colpisce, Zanini sfiora la marcatura senza trovare fortuna,
finalmente da un innocuo pallone recuperato a centrocampo nasce questo lancio filtrante per San Carré che sotto misura infila l'incolpevole Bissi per il gol partita. San Pietro che risponde con questa battuta di Feli bloccata da Foiera. Nel finale un'incomprensione tra Vitali e lo stesso Foiera produce l'incursione di Bertani che non ne approfitta. Diegaro 2, San Pietro 1. Come mai siete usciti, come sentito nel commento, nella ripresa? Dopo un gran primo tempo non vi siete più ritrovati? Secondo me eravamo molto stanchi anche. Il primo tempo abbiamo cercato di attaccarli molto alti per non farli giocare. Dopo il secondo tempo secondo me molti sono entrati stanchi. Infatti verso il 65esimo qualcuno aveva già i crampi, il mister ha dovuto fare qualche sostituzione. Però come ho detto prima, secondo me eravamo molto impauriti. Dato l'1-1 al 42esimo, pensavamo di finire il primo tempo sopra 1-0 e dopo è salita un po' di paura di perdere, loro sono entrati in campo molto più convinti nel secondo tempo. Siete rimasti sconvolti. Diciamo. Sì, è andata un po' male. Va bene, prima di leggere i messaggi cosa andiamo a vedere adesso? Fiariccione contro Russi. romaniasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Vittoria importantissima per la Fiariccione che sale al sesto posto in classifica mentre i russi recrimina per il gol partita la loro avviso irregolare per un penalty non concesso. I falchetti rimangono in zona play-out, salvezza ancora a portata di mano. Riccionisi che alzano la voce grossa fin dalle prime battute. Questo tiro di Cangini è un avvertimento per Casadio, il quale sarà costretto a ripetersi in un intervento più importante su questa sventola di indelicato. Prove dei gol che continuano ma il tentativo di Cangini non reca affanni a Casadio, ma in verità tanta rabbia. Poco dopo con da corner la FIA va a bersaglio con questo colpo di testa di Tamanini che sotto misura gonfia la rete. Il replay in nostro possesso mostra il fallo commesso dal saltatore indelicato che l'arbitro però non ravvede. Proteste che si spostano nell'area opposta quando da questa traversione Righetti colpisce con un braccio il pallone. Si prosegue, Grimellini contropiede scalda finalmente i guantoni a Mignani mentre in chiusura di tempo la FIA sfiora il raddoppio. Azione manovrata con battuta finale di Cangini, sfera alle stelle. Nella ripresa la punizione di Righetti viene respinta da Casadio, il Russi si spegne alla distanza e la FIA cerca il colpo dei KO. Basile è fortunato nel rimpallo, meno in fase di finalizzazione. Lo stesso Casadio in uscita, nel finale, consegna il pallone 2-0 tra i piedi di Serafini, che non incide come vorrebbe, FIA che però si impone per una rete a 0. Questa è una domanda che possiamo fare anche Esatto, è arrivato un messaggio, a chi la vogliamo porre? a Giovanni, perché lui fa lo stesso campionato. Ok. Il Cattolica si sta giocando il campionato contro squadre faentine e forlivesi. È mai possibile che la Lega mandi arbitri di queste zone? Abbiamo avuto 8 arbitri di Faenza, 4 di Forlì, 4 di Cesena, una da Ravenna, una da Bologna, uno da Roma. Ieri a Gambettolo una partita tranquilla per poco non finisce in rissa a causa di un brutto intervento a piedi uniti su Cuomo, sanzionato solo col giallo. Non li vogliamo di Rimini, ma neanche da Faenza e Forlì. Uno sportivo. Quindi vi mandano anche gli arbitri da Roma in questo campionato. Questo non lo sapevo da Roma. No, la maggior parte delle volte sono della zona, non della provincia, delle due squadre che si affrontano solitamente. Cattolica il campionato lo sta giocando contro se stesso, è una squadra di una città, dietro un progetto, campi, settore giovanile, che non c'entrano niente con le altre squadre del girone, compresi noi. Chiaro che nello sport non vince sempre il più forte, può essere che vincano altri, però il Cattolica è superiore, se si va a vedere, lo dico da luglio, lo confermo adesso, di fatto ha 5 punti sulla seconda, che sono un buon bottino, ma sono meno di 2 partite, quindi è un campionato equilibrato con l'eccezione del Cattolica. Per quanto riguarda gli arbitri, spesso sono giovani, a volte inesperti. Non penso sia la città di provenienza che li porti a influenzare le partite. Io sottolineo molto inesperti, perché io ho visto quest'anno delle terne arbitrali veramente con degli errori madornali. Questo lo vorrei sottolineare perché anche ieri a Igea ho visto delle cose veramente inaudite. Sì, dopo parliamo anche del tuo servizio di ieri. Puoi leggere questo che è arrivato per Emanuele? Sempre in Manu, tanta roba, un muro per il Nova Feltria, continua così. Grazie. Mentre per Elia Foschi, ministro della difesa, Elia, sei diventato anche ministro. poi nulla, mi sa che Ce n'era un altro, però adesso facciamo una guardiamo cosa. dopo. Guarda prima il prossimo servizio, prego. Andiamo a vedere la sinistra, Progresso contro Savignanese. Perfetto.
Al debutto sulla panchina del Progresso Davide Marchini, rossoblu di casa che ospitano la capolista savignanese. Sfida sulla carta tra Davide contro Golia, vista la posizione di un Progresso quart'ultimo in classifica. Manuzzi dalle prime battute si dimostra aver armi in più degli ospiti, numero 23 in mezzo al centro, un traversone che reca qualche brivido alla difesa di casa che resta a salvarsi in extremis. La savignanese passa in chiusura di tempo, cavalcata trionfale di Casadei che si presenta tu per tu con Albertazzi, beffandolo con una puntata centrale da calcetto a mezza altezza. Nella ripresa gli ospiti tentano di colpire da calcio piazzato. Albertazzi in questo caso ci mette i pugni prima di essere trafitto per la seconda volta al 55esimo da Paolo Vandi. A nulla servono le recrimini rossoblù per un fuorigioco che il direttore di gara non ravvede. Può dunque liberare la propria gioia il giocatore ospite. Sul versante opposto il Progresso ha l'occasione di riaprire i giochi per un fallo di mano commesso in area ospite. Dagli 11 metri si presenta Graziosa che allarga troppo il compasso alla sinistra di Albertazzi, sprecando una ghiotta occasione. Progresso che riesce comunque a dimezzare quantomeno le distanze con questo colpo di testa di Zattini al minuto 85, gara che termina così col successo ospite per 2-1. Savignanese che si conferma leadership del girone, possiamo leggere anche questo messaggio, Vale? Ciao Eli, grande giocatore, grande uomo dentro e fuori dal campo. Grazie. Perfetto. Con tre cuori. Con tre Ce n'erano cuori. anche tre cuori. Però è un maschio, te lo dico già. Mi devo Visto che è un maschio. preoccupare. Senti, due parole su questa savignanese per completare l'eccellenza. La Savignanese, dopo un periodo che non riusciva a trovare i soliti risultati, quindi la vittoria, è tornata questa vittoria anche fuori casa. È vero che ieri era uno scontro vertice contro bassa classifica, però era sempre insidioso andare a giocare contro il Progresso che ha bisogno di punti, e questa è stata una vittoria importante anche perché è riuscita a staccare l'Alfonsine. Bravo. Andiamo a vedere adesso con il nostro Stefano Papini il prossimo turno, un turno che si fa interessante sia per la Savignanese che per il classe. Prego Valentina. Progresso Alfonsine, Gran Amica Cervia, Argentana Classe, San Paimola Corticella, Faenza Diegaro, San Pietro Fiariccione, Russi Marignanese, Savignanese Massa Lombarda, Real San Lazzaro, Castrocaro. Segnaliamo ieri lo stop dell'Alfonsine contro il Gran Amica, addirittura in casa con la sconfitta per 2-0. Ti lascio leggere quest'altri messaggi che sono in riferimento ad Elia, mentre io chiedo al nostro Stefano Papini di farci vedere un attimo i risultati per quanto riguarda la promozione. Prego. Volevo mandare un messaggio da parte della Cumpa al nostro amico Elia Foschi. Quando torni con noi a giocare? No, perché qua siamo a spiagge snob, ti aspettiamo. Ti vogliono bene, Ti vogliono. Dopo questo messaggio possiamo appunto vedere i risultati con te Valentina per quanto riguarda la promozione marchigia e promozione romagnola. Prego. Reno Bellari Gemarina è stata rinviata. Il Gemarina Calcio Cortignola 1-1. Gambetto la Giovane Cattolica 0-0. Stella Reda 0-0, San Pierana Ronco del Vais 0-2, Pietracuta Savarna 2-0, Football Cava Savio Calcio 1-1, Gatteo Torconca 2-2, Del Duca Ribelle Tropical Coriano 2-0. Andiamo a vedere la classifica sempre con l'ausilio del nostro Papen. Abbiamo in testa la Giovane Cattolica 49 punti, Calcio Cotignola 44, Torconca 43, Pietracuta 42, Ronco del Vais Forlì 41, Del Duca Ribelle 40, Tropical Coriano 39, Reda 38, Gambetto Lereno 32, Football Cava 30, Stelle Gemarina 27, Savarna 25, San Pierana 24, Savio Calcio 16, Gatteo 15, Bellari Gemarina 3. 3 punti. Ebbene, ieri è stata una giornata particolare, no Giacomo, per quanto riguarda questo girone. Abbiamo detto della partita l'inviata, quella del tuo Bellaria. Tu sei andata a vedere Ligea Marina, in questo momento in che condizioni è Ligea? Lato organizzativo del gioco non è male, ieri ha fatto una buona partita anche se non ci sono state molte occasioni da gol, però è stata una partita combattuta contro un Cotignola che era in un periodo di grazia, quindi era riuscita ad arrivare nelle parti alte della classifica, però ieri non si è visto molto la differenza, a parte l'attacco che forse Bazzani farebbe comodo a tantissimi, e anche Fabbri, scusate, però ieri ho visto una buona partita e un buon Igea che è riuscito a recuperare il gol di svantaggio, e alla fine c'è questo thriller del gol annullato, quindi un buon Igea che ha fatto un buon punto, anche se non basta per toglierlo dalla zona play out, però è sulla strada buona. Invece qui stavo guardando adesso i risultati, stenta un po' il Torconca sul campo del Gatteo che comunque è ripresa per quanto riguarda la classifica, sta risalendo pian piano.
Questo è per me quello che mi sorprende di più, questo risultato, avendo visto entrambe le squadre. Il Gatteo risale la classifica, la vedo dura, nel senso che in questo periodo è molto staccato, però è stato un segno positivo. Forse è un segno negativo per quello che riguarda il Torconca, perché a Gatteo doveva fare i 3 punti per continuare la lotta per i vertici. E si avvicina il Pietracuta, ne approfitta vincendo 2-0. Si avvicina il Pietracuta, ma si avvicina il Ronco e si avvicina il Del Duca. E direi anche di stare molto attenti al Tropical Coreano, che anche se ieri ha perso, però attenzione, il mercato dice che gli sta arrivando un bomber di eccellenza, di grande spessore, quindi puoi dirlo il nome? Docente. Ecco. Quindi bisogna stare attenti anche al Tropical Coreano. Però Ronco del nostro amico e per quello che riguarda anche il Pietracuta direi che ci siamo, eppure il Del Duca. Ci tocca purtroppo vedere una cosa, purtroppo ci tocca. Dopo il commento del nostro Giacomo andiamo a vedere Igea Marina contro Cotignola. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF e Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. All'Igea Stadium si affrontano Igea Marina e Cotignola, padroni di casa alla ricerca di punti salvezza. Cotignola che insegue a debita distanza il Cattolica Calcio. Cotignola in maglia giallo-rossa, subito in avanti da cross sulla destra, in spaccata Bazzari, non riesce, la deviazione vincente sotto misura, Beraldi si salva in questo caso come può. L'Igea risponde con questo tentativo dalla distanza non certamente irresistibile, bloccato in 2 tempi da Cesaretti. I padroni di casa si rendono pericolosi con 2 conclusioni della distanza di Facondini. Al primo tentativo il numero 10 alza la mira, al secondo chiama la presa a terra, l'attento Cesaretti. Nella ripresa pronti via Bazzarri si trova davanti a Bernardi, l'estremo di casa respinge 2 occasioni all'esecuzione del numero 9. Dall'altra parte Carestia mette al centro un pallone innocuo, Cesaretti si complica la vita da solo, Cicramini appoggia per Facondini che prova a piazzarla ma serve involontariamente Carestia che viene anticipato sul più bello. Cicramini poco dopo spedisce sul fondo recando qualche brivido a Cesaretti, mentre Cotignola torna a rendersi pericoloso con la spaccata di Serra respinta da Berardi. Preludio al gol, Fabri domestica la sfera, apre per Pirazzoli, cross al centro per l'incornata vincente di Mengozzi che batte sul secondo palo Berardi. Si aprono i varchi, in contropiede Mengozzi tenta lo scavetto, viene fuori una conclusione da dimenticare. L'Igea a questo punto prende coraggio e continua ad attaccare fino a quando Casadei apre per Della Motta. Ottimo l'inserimento del numero 3 che va al traversone per la testa vincente di Belloni che fa 1-1 togliendosi anche la maglia in fase di esultanza. All'ultimo secondo Cesaretti nel tentativo di anticipare Carestia rimane a terra, Pirini recupera la sfera, al momento del calcio c'è il fischio del direttore di gara che ferma l'azione poiché l'estremo ospite è rimasto colpito dall'avversario. Proteste locali ma gara che termina sul risultato di parità. Ma il gol è normale che ha fatto bene l'arbitro ad annullarlo perché il fischio è arrivato prima che No, il fischio è arrivato prima, lo confermo, però a mio avviso il portiere non era stato toccato da nessuno. Allora fatemi un favore Giovanni, Elia ed Emanuele, diteli che ha fatto delle belle immagini. No, sto giro ho sbagliato. No, me le potete fare. No, questo lo so. Ma sei sicuro? Sei sicuro? Sì, Ci fate un saluto voi due qui davanti che il cameraman vuole vedervi, Sharon e Leo. Fate un bel saluto ai nostri telespettatori. Le nostre mascottine questa sera. 2 mascotte. Io adesso ho uno scoop che riguarda te. Facciamo un piccolo break perché stanno arrivando i messaggi, ci hanno chiesto anche di te, intanto ve salutiamo sia Leo che Sharon. Noi abbiamo scoperto ieri perché tu hai realizzato tali immagini. Ti sei beccato anche un rimprovero dal nostro Baldisserri che dovevi informarti meglio sui campionati. Noi abbiamo un piccolo scoop, lo scoop si chiama Giacomo, ce lo lanci un attimo in onda così andiamo a capire da chi sei andato a ripetizione. Vogliamo capirlo, No, voglio vedere pure io. Ma prima giocano di qua e dopo giocano di là. Ah, ecco, lo sapevo che ce n'era uno c'era il portiere proprio dei rosso e volevo dire dei gialli. Tu sei andato a ripetizione da questo bambino, il quale ti ha chiesto se giocavano a destra e poi a sinistra e tu hai risposto pensandoci anche sì, forse sì. Tant'è vero che
Qui è arrivata un'email, questa è una cosa stupenda, non è mai arrivata, credo in 3 anni che tu lavori con me, un'email per farti i complimenti. È la mamma di questo bambino che ci ha scritto. Caro Giacomo, oltre al tuo grande sex appeal, volevo dirti che sei molto bravo e fai delle riprese da Dio. Vorrei che mio figlio divenisse da grande bravo come te. Questi sono dei complimenti. No, guarda la faccia di Giacomo. No, Giacomo, questo è un complimento bello. Quindi se vuoi ringraziare, però prima che tu ringrazi è arrivato un messaggio proprio adesso, è la stessa mamma che ci dice: caro Giacomo, confermo la prima parte della mia email, ma dopo aver visto il filmato inerente alla gara Igea-Cotignola, spero sì che mio figlio diventi un uomo bravo come te, ma che certamente non riprenda le gare come te, altrimenti sarebbe disoccupato a vita. Cordialmente Eupremia da Igea. Se vuoi salutarci Eupremia, ti ha scritto per te. Non è Eupremia. Allora, Spiegati. Michela, io ieri ho spiegato il gioco del calcio a tuo figlio. Mi sa che non c'è E capito adesso, niente. la prossima volta che capiterà, gli spiegherò tutto per quanto riguarda le immagini. Per me non ci ho capito niente. Un passo alla volta, ma lo farò diventare il top. Allora, sono arrivati un po' di messaggi, li vogliamo leggere insieme un attimo, Valentina? Questo qui. Sì, iniziamo da questo. Ripelli insegna agli angeli a killare con la doppietta. Questo è il riferimento al nostro Simone di questa Certo. sera. Il mister chiedeva di leggere questo messaggio. Elia, muro difensivo con il vizio del gol, sei grande. E poi dopo abbiamo un messaggio, un saluto da parte del mister. Sì. Va bene, andiamo. Sì, era questo qui. Era un saluto a Elia Foschi dalla Cumpà e da mister Seppia. Se vuoi salutarlo, non sappiamo chi sia. Va bene. Andiamo a vedere anche il prossimo turno e poi voglio sentire Giovanni. Se ce lo fai vedere, Stefano Papini dalla regia, eccolo qui, prego. Avremo Torconca, Football Cava, Bellaria Igea Marina Gambettola, Giovane Cattolica Gatteo, Ronco del Vais Forlì Igea Marina, Calcio Cotignola Pietracuta, Tropical Coreano Reda, Del Duca Ribelle Reno, Savio Calcio San Pierana, Savarna Stella. Allora, per quanto riguarda Giovanni, del Ronco ti devo dire la verità, chiunque è venuto in questo studio ha sempre parlato bene della vostra società, qualcuno ha detto ci aspettavamo qualcosa di più perché hanno nomi importanti e sappiamo anche di un tipo di affiliazione. L'anno scorso, se non sbaglio, l'avevate con l'Empoli, mi devi confermare se l'avete ancora questa affiliazione. L'affiliazione con l'Empoli ce l'ha l'Edelweiss per quanto riguarda il settore giovanile. La questione è ancora del Weiss e del Weiss i rapporti sono abbastanza complessi e penso ci vorrebbe mezza puntata per spiegarli, quindi noi lo spieghiamo. Sì, esatto. Allora te la faccio più breve, che tipo di campionato è quello di quest'anno che state affrontando voi? È un campionato equilibrato dove tutte le squadre hanno avuto un piccolo momento di crisi, all'inizio il Cattolica, le prime partite infatti ha optato subito per il cambio dell'allenatore. Noi siamo partiti molto bene, 3 vittorie subito, dopo abbiamo avuto un periodo di flessione, abbiamo avuto Semeraro fuori 6 partite per problemi fisici, Spadaro che è stato espulso per colpe non sue, è stato fuori 2 partite più ne ha perse 60 minuti della partita in cui è stato espulso. Siamo calati, abbiamo alternato belle vittorie, abbiamo vinto tante partite in trasferta, in casa abbiamo fatto fatica, da quando è arrivato Montalti, a parte la prima sconfitta che non è attribuibile a lui perché ha diretto un allenamento di 50 minuti prima di Cattolica, in quanto c'era stato l'infrasettimanale e il recupero con il Savio. Dopo questa partita abbiamo fatto 7 risultati utili consecutivi, di cui 5 vittorie e 2 pareggi che potevano essere altrettante vittorie, però comunque in un campionato così equilibrato siamo la squadra con il filotto di partite positive aperto più lunga. Ma in base anche alla vostra struttura tu pensi che avete le potenzialità, non dico quest'anno, magari anche lavorando duramente quest'anno per arrivare un giorno anche in eccellenza? Io penso che, ripeto, considero il Cattolica ancora strafavorito per la vittoria del campionato, i playoff sono una partita a sé. 2 anni fa il Riccione ha fatto 83 punti e poi ha perso i playoff sono una partita contro il Castrocaro, sono una partita secca. Hai un rigore espulsione contro dopo 10 minuti, come fra l'altro è successo quella volta, la partita ti prende una piega di un certo tipo. L'importante ai playoff è arrivarci, sicuramente arrivarci da secondo è diverso che arrivarci da quinto, per il fatto di poter giocare in casa, che poi statistica alla mano dice che per noi è uno svantaggio in questi 2 anni
però comunque il fatto di poter giocare in casa, il fatto di avere 2 risultati su 3 che non consente di preparare la partita per il pareggio, però è comunque un vantaggio. Cioè, se si va a vedere la statistica, che è una cosa a cui io mi affido sempre, negli ultimi anni il 65% delle squadre che sono arrivate seconde poi hanno vinto i playoff. Poi ripeto, parliamo di 90 minuti un episodio. Emanuele, qualcuno da casa ci scrive se, vista la rinuncia, per il momento non è ancora ufficiale, dovrebbe saltare altre 2 gare Real Miramare, se state già studiando il campionato di promozione. No, assolutamente, tanto ci sono tante squadre in pochi punti, non è il Miramare che può cambiare il nostro modo di vedere il campionato. C'è l'Athletic Poggio, c'è il Morciano, c'è il Santermete che sta facendo bene, quindi... Anche il vostro è un campionato credo super equilibrato, no? Assolutamente, super equilibrato, ogni giornata c'è una sorpresa, ci sono dei risultati a sorpresa, quindi assolutamente non cambia, per noi non cambia niente. A Nuova Filtra come ti stai trovando? Nuova Filtra mi sto trovando molto bene, sono arrivato da Santermete l'anno scorso, mi sono sempre trovato bene con tutti, mi hanno accolto alla grande, quindi non posso che dire bene della società. Via messaggio chiedono, è arrivato adesso, se si può parlare per te di promozione. Allora, no. Per il momento direi proprio di no. Blocchiamolo qui, direi proprio di no. Allora, facciamo così, adesso proprio su questo messaggio, poi quando rientriamo ne leggiamo degli altri, ci fermiamo per 3 minuti dando la linea alla pubblicità e poi andiamo a vedere il campionato di promozione marchigiana e ci concentriamo nuovamente sulla prima categoria con il nostro Emanuele. Pubblicità. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze mare monti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazioni tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44 a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'happy hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64. Info 0541 72 15 55. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DTGF e Foritalia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusaroul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Team Botta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusaroul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini.
Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da sporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini. Bene Valentina, riprendiamo, possiamo già leggere i messaggi che stanno continuando ad arrivare. Un quesito a Giacomo. Ieri Cattolica sottotono, così dura arrivare in fondo. Cosa ne pensate? Non è solo ieri, io l'ho già detto da un paio di settimane, non ha più lo smalto di 3-4 settimane fa, però ieri c'è stata anche questa reazione del Gambetto al cambio dell'allenatore che può aver dato qualcosa in più. Però sicuramente il Cattolica deve ancora riprendere la marcia trionfale che aveva avuto, penso, prima della partita contro il Bellaria. Qui è arrivata una bella domanda, però secondo me riguarda più che altro il campionato dove è impegnato il nostro Emanuele. La facciamo dopo. Ci spostiamo nel campionato di promozione marchigiana. Qui la nostra Veronica che segue da vicino il Gabicce Gradara Calcio con il nostro Papini. Andiamo a vedere i risultati e classifica. Prego Valentina. Valfoglia Camerino 0-1, Sassoferrato Senigallia 0-0. Villa Musone Filotranese 2-2, Cantiano Calcio Lauretina 1-1, Osimana Moglie Vallesina 2-1, Gabicce Gradara Mondolfo 4-4, Nuova Real Metauro Passatempese 0-1, Olimpia Marzocca Porto Recanati 5-0. Questa è stata una vittoria tosta dell'Olimpia Marzocca, veramente complimenti. Classifica. Testa Sassoferrato 39 punti, segue Filotranese 33, Porto Recanati 32, Olimpia Marzocca Camerino 31, Valfoglia Mondolfo 30, Senigallia 29, Gabicce Gradara 25, Osimana 24, Passatempese 23, Villa Musone Lauretina 22, Cantiano Calcio 20, Moglie Vallesina 15, Nuova Real Metauro 10. Sì, qui Giacomo, prima di andare a vedere il servizio del Gabicce, come dicevo appunto poc'anzi, Olimpia Marzocca, Porto Recanati 5-0, l'Olimpia Marzocca con questa vittoria rientra nel filo playoff. Sicuramente, anche perché ne approfitta dei pareggi delle prime della classe e quindi si è riportata a ridosso, ma ha dimostrato veramente di essere una squadra che può lottare per i vertici. Invece di questo Gabicce Gradara cosa ci dici? Ancora non riesce a vincere? Ancora non riesce a vincere, però ieri, dopo vedremo anche nel servizio, ha dato una bella dimostrazione che il carattere c'è, nel senso che perdeva 2-0, è riuscito a pareggiare, è andato ancora sotto, è riuscita a ribaltare la situazione vincendo 4-3, però gli è sfuggita all'ultimo questa vittoria che sarebbe stata veramente d'oro, anche perché di fronte aveva una delle prime della classe, Mondolfo, solo che adesso domenica prossima ha già un altro scontro molto difficile. Porca miseria, mi sto commuovendo, stasera è studiato il campionato di promozione marchigiana, guarda, sono commosso veramente, scusa Valentina, mi devo riprendere, vai avanti tu con la scaletta, vai. Andiamo a vedere ora Gabicce Gradara contro Mondolfo. Che bravo. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Carrellata di gol al Magi tra Gabicce Gradara e Mondolfo, un punto per parte che lascia l'amaro in bocca ad entrambe le compagini. Palpitante il finale dopo una prima frazione tambureggiante. Autopalazzi, Arduini e Grassi per i locali, i Granata devono rinunciare a Petrini, Brocchi e Ervat. Pronti via, il Pungiglione ospite va a segno con la girata sotto porta di Cinotti.
Si passa all'8° minuto con il tentativo dal limite di Ferrani tenuto doppio da Landini. Al 36esimo il giovane portiere Alessandrini sale in cattedra intervenendo su Paniconi, ma è attendista al 43esimo sull'inzuccata di Carletti Orsini, lasciato però libero di agire. 2 giri di lancetta più tardi e i rossoblù accorciano le distanze con il destro preciso di Muratori che manda tutti negli spogliatoi. Con le immagini di Fausto Travaglini si passa alla seconda frazione che riparte in salita per gli Adriatici. Al terzo minuto Sabatini contato in aria con Cinotti dagli 11 metri, Messina non sbaglia. Il Gabice Gradara non si abbatte, con Caparbietà ribalta il risultato, all'8° giunge il centro di Facondini. 8 minuti più tardi lunga gittata di Sabatini, prolunga Rossi, Muratori nel corridoio, centra il lob che vale il 3-3. Al 20esimo il Mondolfo sale in cattedra, ma è Alessandrini a metterci una pezza. Cambio di fronte al 34esimo, scatenato Santucci sull'arteria di sinistra in mezzo per la girata di Rossi che infila nell'angolino basso. I giochi sembrano conclusi, ma al 45esimo il Mondolfo agguanta il pareggio ad opera di Tagliavento e chiude l'incontro sul 4-4. Al termine della contesa le parole del tecnico del Mondolfo Marco Franceschelli e del tecnico del Gabice Gradara ex Mondolfo Roberto Barattini. È partita strana, difficile da commentare perché 2 volte in vantaggio noi e sinceramente se fossimo andati sul 2-0 primo tempo probabilmente saremmo rientrati con un altro piglio. Chi ha visto la partita non si è annoiato perché 8 gol insomma non è che capitano tutte le partite. Ho dell'ingenuità nonostante che insomma siamo vivi. Abbiamo reagito abbastanza bene, o forse ho la troppa paura di vincere o purtroppo abbiamo subito il 4-4. Comunque i ragazzi non gli si può rimproverare nulla perché penso che hanno dato l'anima. Per me lui... Questo è bello come messaggio. Potete dire gentilmente a Semprini che Novafelta ieri non ha vinto solo perché non ha giocato a Rapi? È il vostro compagno. Va bene, allora andiamo a vedere il prossimo turno perché tu mi dicevi per l'appunto Gabici impegnata contro la Filotranese. Prego. Moglie Valesina, Cantiano Calcio, Filotranese, Gabice Gradara, Lauretina, Nuova Real Metauro, Camerino, Olimpia Marzocca, Porto Recanati, Passatempese, Mondolfo, Sassoferrato, Osimana, Valfoglia, Senigallia, Villa Musone. È una partita delicata quella del Gabice perché va contro la neopromossa Filotranese. Puoi aggiungere? Prego. È un'altra partita molto interessante con il Camerino Olimpia Marzocca, anche perché è un altro scontro al vertice. Bisogna vedere se l'Olimpia Marzocca continua sulla strada che ha visto ieri questa vittoria clamorosa. E quindi tu domenica sarai a Camerino a riprendere? Devo pensarci. Okay. Prego, allora ci spostiamo in prima categoria, girone H con la nostra Valentina per risultati e classifiche. Ci aiuta in questo istante Stefano Papini con la grafica, prego. Granata, Alta Valconca 0-1, Real Miramare, Athletic Poggio non è stata giocata quella lì. Okay. Colonnella Bagno di Romagna 0-0, Morciano Calcio Bacchia Cesenatico 1-1, Junior San Clemente Riccione 0-2, Verucchio Valle Savio 1-0, sì. Sant'Ermete Vismisano 2-2, Miramare Vis Nova Feltria 1-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, ci aiuta sempre qui Stefano Papini. Prego. Abbiamo sempre in testa il Vis Nova Feltria 36 punti, segue il Real Miramare Morciano Calcio 34, Athletic Poggio 33, Sant'Ermete 29, Riccione 28, Misano 26, Alta Valconca Valle Savio 25, Verucchio 23, Bacchia Cesenatico 20, Granata 18, Miramare 15, Gronella 14, Bagno di Romagna 13, Junior San Clemente 11. È arrivato un messaggio dove ti definiscono un dottore. Stasera sta succedendo di tutto, va bene, dopo te lo questo leggo. è un intenditore. No, dopo questo. Guarda, per favore, lancia il servizio perché... leggi il messaggio che mi interessa. Va bene, io Miramare contro Nova Feltria. Il Miramare si conferma bestia nera del Nova Feltria. In 4 incontri negli ultimi 2 campionati troviamo 2 vittorie del team di Morolli e 2 pareggi, per giunta sempre sullo stesso campo. A Riva Azzurra non va in scena certamente il festival del bel gioco. Miramare che morde le caviglie alla capolista, Nova Feltria che manca non poco di cattiveria e di maggior cinismo per portare a casa quella vittoria che sfugge ancora una volta come a granata nei minuti finali.
Inizio da brividi per i Novafeltia, Zamanni si incura in area avversaria scontrandosi con Fattori. I padroni di casa recriminano per un penalty, il replay a cura di Eugenio Angeli evidenzia il tocco del difensore in maglia numero 5. La risposta del Novafeltia, rimessa laterale di Gori, girata di prima intenzione di Mattia Stefanelli, palla fuori misura. Prove dei gol che si concretizzano al minuto 15, dall'angolo alla destra di Gentili, Rinaldi scodelli il pallone che lo stesso Gentili raccoglie in un primo momento per poi lasciarselo sfuggire sul piede caldo di Gabriele Raffelli. Terzo gol del difensore di questa stagione, ma il replay nuovamente a cura di Eugenio Angeli evidenzia la gentile collaborazione dell'estremo di casa. 4 minuti più tardi la partita sembrerebbe destinata sul binario giallo-blu che giunge in quelli di Novafeltia. Da questo cross sul pizzo non arriva la deviazione vincente, si rialza, colpisce Gabriele Raffelli e l'arbitro prontamente estrae il cartellino rosso. Da questo momento Miramare in 10 unità, con la disperazione dell'attaccante in maglia numero 9 che aveva fatto correre con i suoi movimenti da destra verso sinistra qualche brivido di troppo alla difesa ospite. Novafeltia vicinissimo al raddoppio al minuto 25, traversone di Rinaldi, questa volta la parte opposta giunge lo stesso schema visto in occasione del gol con Gabriele Raffelli che sotto misura mette fuori di un nulla. Dalla parte opposta Miramare che vanta una miglior prestanza fisica, partita maschia e cattiva interrotta spesso con il primo tempo che si conclude con questo tiro di Zamanni con ben 4 minuti di recupero. La ripresa vede come da primo tempo subito un episodio da Moviola, questa volta è Thomas Fattori intento a procurarsi un penalty che l'arbitro non ravvede, anzi sempre dal replay di Eugenio Angeli il tocco sembrerebbe esserci, ma il direttore di gara ammonisce il numero 5 per simulazione. Il Miramare risponde con questa punizione di Casali che pesca Tamburini pronto a fare la diagonale ma mettere al lato la possibile sfera del pareggio. La dea bendata sembra baciare i colori giallo-blu quando Zamanni al 13° dopo una bella azione corale viene pescato sulla sinistra, il numero 10 si defila ma da posizione favorevole spara incredibilmente al lato. Achille Fabri vede i propri uomini stanchi, provvede all'ingresso di Baldinini e Bettini e il baldo nazionale tenta subito il pallonetto morbido, ma Gentili c'è. Lo stesso attaccante raccoglie una conclusione di Bettini sulla ribattuta dalla difesa di casa, scaricando il pallone tra i guantoni di Gentili. In tribuna i tifosi gialloblu temono la beffa come col Granata, benedendo il possibile raddoppio quando Rinaldi, esce di gran carriera dalla propria area di rigore, apre per Bettini, l'ex Cattolica mette al centro un pallone che chiedeva solo di essere toccato per essere depositato in fondo al sacco, ma l'intesa con Raffelli non scatta. Nel finale, 6 minuti di recupero, la spizzicata di Fabri manda in apnea Antonioli che si vede chiudere la possibilità di andare in porta da Paolo Gori. Il difensore gialloblu commette l'errore di allargare il braccio. Antonioli d'astuzia, appena si vede sbarrare la strada, casca per terra. L'arbitro ci pensa, poi espelle Gori e concede il penalty che lo stesso Antonioli trasforma. 1-1 che non piace a nessuno delle due squadre. Di certo a Riva Azzurra si è visto tutt'altro che una partita di calcio, fa la ripetizione, gioco spesso fermo, 10 minuti di recupero. Morolli per salvarsi dovrà chiedere ai suoi giocatori di giocare a pallone e non a calci, con l'uomo in meno ha l'onore di credere fino alla fine nel pareggio. Fabri invece ai suoi dovrà chiedere di inserire la quinta marcia, quella della cosiddetta fuga. Allora, come lo giustifichiamo il pareggio? Abbiamo detto già inizio trasmissione, maledetti minuti finali, in questo caso anche di recupero. È già la seconda partita di fila che prendiamo gol, oltre il 90°, quindi l'altra volta col Granata avevamo fatto una grande partita e siamo stati sfortunati. Ieri abbiamo giocato male e hanno pareggiato. Dispiace per come è venuta, però ripeto, la prestazione è stata abbastanza grigia, quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e da domenica contro il Morciano sarà una bella sfida. Ricordiamo che adesso avete anche un trend di partite vicine, 3 credo nell'arco di una settimana. Perché mercoledì recuperiamo con lo Junior San Clemente. A Novafeltia ci ha spiegato la società alle ore 20-20:30. Senti, un po' di cattiveria forse è mancata anche sotto rete da parte degli attaccanti, qualcuno in paese sta dicendo questo al momento. Cosa ti senti dire anche in difesa dei tuoi compagni? Tutti possono fare gol, quindi ovviamente ci aspettiamo tanto dagli attaccanti, quindi più gol fanno più ci danno una mano, però ieri è stata un problema generale, quindi non mi sento di dare la colpa agli attaccanti o ai difensori, è stata da dividere per 11 la colpa, quindi assolutamente non c'è nessun problema con gli attaccanti. La mano in questo campionato di un tecnico come Achille Fabri si vede, immagino, no? Sì, assolutamente, la serietà che ci mette, l'impegno sono indiscutibili e la squadra fino adesso ne ha tratto vantaggio, poi dovremo dimostrare anche di qui alla fine.
tu non lo puoi dire, ma lo diciamo noi, sei un beniamino anche della tifoseria giallo-blu, come non mai quest'anno stanno apprezzando il portiere a Nova Feltria. L'anno scorso c'è stato, diciamo, un po' anche in virtù dei tanti cambi che ci sono stati tra i 3 portieri titolari, quest'anno hanno trovato il portiere che volevano e mi dicono anche i dirigenti che sono molto contenti. Per te, per fartela breve, può essere anche un campionato di rivalsa, vedendo anche l'ultima stagione che hai giocato in quel di Sant'Ermeto? Assolutamente, io ci metto sempre al 100%, quest'anno sto raccogliendo più risultati rispetto agli anni scorsi, quindi mi fa piacere che la società sia così attaccata e i tifosi siano così contenti, assolutamente motivo d'orgoglio. Tu Emanuele, che hai giocato anche in categorie superiori, la tifoseria che ha proprio il Nova Feltria può essere l'arma in più per questo campionato, soprattutto per il rush finale? Sì, i ragazzi ci seguono sia in casa sia in trasferta, quindi sono molto... ci spingono a dare anche qualcosina in più se vogliamo. Leo, ti piace questo portierone del Nova Feltria? Anche a Sharon, anche a Sharon. Anche a Shari. Allora, questa domanda la possiamo fare al dottor Alpini, come è stato definito questa sera. Vabbè, mi sto commuovendo, però... Prego, fallo. Allora, volevo fare una domanda. Secondo voi è giusto che in un campionato, anche se una squadra si ritira nel girone di ritorno a chi ha giocato, gli spetta il risultato del campo e a tutti gli altri vengono assegnati 3 punti? Spero che per il Verrucchio 3 punti e il Vis Misano 2 punti, questi punti non siano fondamentali per il campionato, altrimenti la federazione dovrebbe farsi 2 domande, perché sarebbe un campionato falsato. Sicuramente questa situazione incredibile del Real Miramare il campionato è veramente sfasato in questo momento, non si riesce a capire bene quale sia adesso la via di uscita, perché se passano queste 3 partite senza che si presentano sono tutte perse a tavolino, ma fino adesso chi ha preso punti, e ne hanno presi tanti perché Real Miramare, ricordiamo, era seconda in classifica, si trova in una situazione surreale veramente. Scrivono da casa, Manus è sempre un grande, riferimento ovviamente ad Emanuele. Portiere. Poi c'è un'altra domanda anche per Foschi, ci chiedo come mai si è sceso di categoria. Non lo so neanche io. Non giocavo a Ravenna, quindi sono andato a Bellaria a provare a fare un miracolo che non è avvenuto poi, dato che si è retrocessi. Chiedono anche se è vero che il Miramare abbia possibilità di sì. Io penso proprio di sì a questo punto, so anche che molti giocatori stanno cercando lo svincolo, quindi se ne andranno, e quindi penso che ormai la strada sia quella, ma è veramente una situazione assurda. Ebbene, andiamo a vedere il prossimo turno con te Valentina, perché ci sono delle sfide anche qui interessanti, una su tutte chiaramente il big match di Nova Feltria Morciano, con un Morciano lanciatissimo in questo 2018, prego. Colonnella Granata, Alta Valconca Junior San Clemente, Riccione Miramare, Vis Nova Feltria Morciano Calcio, Bacchia Cesenatico Real Miramare, Atletic Poggio Sant'Ermete, Bagno di Romagna Valle Savio, Vis Misano Verrucchio. È perfetto, allora siamo addirittura d'arrivo, tra poco rimanete con noi, tutto su Rimini Calcio in Sport Up, ospite di questa sera l'attaccante Cikarevic. Vado a ringraziare l'opinionista Giacomo Alpini. Grazie a te, ciao a tutti. Do il grazie, arrivederci, spero a presto, al portiere del Nova Feltria Calcio, Emanuele Semprini. Grazie dell'invito, arrivederci, buonasera. Saluto il difensore del San Pietro in Vincoli, Elia Foschi. Grazie a tutti, grazie. E il DS del Ronco, Giovanni Alcerati. Grazie a voi, alla prossima. Grazie ancora, buona serata Daniele Emanuelli.